Ciao a tutti, avete bisogno di fare un ottimo mulching e anche avere una grandissima manovrabilità? Questa è la macchina giusta, il Grinder Zero SH. Vi ricordate la sorella? Eccola qui, con le ruote davanti allineate con le ruote dietro. Ora abbiamo questa nuova proposta delle ruote davanti pivottanti. Per chi ha numerosi ostacoli nel proprio giardino, significa molti alberi o delle aiuole particolari, e non vuole sempre fare quella scomoda manovra di dare peso sulle stegole per poter andare a indirizzare la macchina nella direzione successiva a quella che è in quel momento lì. Quindi questa macchina che cosa ha? Ha un ottimo motore della Honda, 5 cavalli e mezzo, 52 cm di larghezza di piatto, montato su diciamo un ottimo e robusto telaio, lama ve la farò vedere come al solito di grande capacità, biforcuta nella parte terminale, variatore di velocità per selezionare diciamo la opportuna andatura in funzione della situazione che si presenta e soprattutto la possibilità di andare a girare attorno agli ostacoli con queste ruote pivottanti che costituiscono l'elemento fondamentale di questo prodotto. Scocca da 2 mm di spessore, ruote realizzate in acciaio zincato, fornite tutte le ruote di doppi cuscinetti a sfera stagni, scatola del cambio in alluminio con tutti i componenti in bronzo. Se avete dell'erba anche molto alta, riesce a polverizzare tutto con grande facilità, poiché è equipaggiata con un motore estremamente potente dell'Honda, un motore da 5 cavalli e mezzo. Si può anche rendere fisso l'allineamento delle ruote anteriori attraverso questo dispositivo che non fa altro che andare a bloccare la ruota anteriore e quindi di avere un diciamo, allineamento con quelle posteriori e andare sempre diritti. Questo è una funzione che ci inserisce soprattutto se ci sono delle pendenze, per essere aiutati in quel senso lì, altrimenti si toglie. E l'altra cosa importante, come ho detto prima, è il variatore di velocità che in funzione della situazione che si presenta posso comunque tagliare a tutto piatto e adeguare la velocità per dare il tempo alla macchina di riuscire a tagliare molto bene tutto il prato che durante l'avanzamento si presenta. E quindi in definitiva, se volete un prodotto molto robusto ma estremamente agile, mettiamola così, non fate altro che ordinare nel link in descrizione oppure venite nel mio negozio, la potete prendere per mano e verificare l'agilità di questa macchina.